Emanuele con i suoi bodyguard, il neomelodico della Teresa Gennaro Esposito. Ora diamante, ci ha portato un brillante. I diritti. Mi morta ferrovia. Ah, ferrovia? Tu là dai, da vedo treno, di Iana. Mi sto che fa capo, fare poco con quando ti viene la ferrovia. Adoro, a poco facile. Ho portato i miei bodyguard. Senza di loro non mi posso presentare perché mi sono non vuole chissà da sparte. Chissà da sparte. Realmente che sì, che ma che tiro una pacca in culo, dico. Però da me sa tiri tuo portafoglio. Di dove sei? Digli a tutti, quanti lavori, diglielo. Guarda, non sono di padre. Sono compagni a te, rimane ancora, vogliamo bingo. Quanti lavori, che lavoro fai? Sto solo io. Con me, ma lo faccio, con me. Lo faccio di me, figura in mezzo, faccio di me. Siamo in casa televisione, se Enzo De Villa, con mamma e mio padre la passione, questo solo, voglio passa per là. E il parere? Io non voto lo padre la sposa. Una chi? O creatura. O creatura, vuole, ora, vuole, applauso a creatura. La mamma di Antonio, un applauso, dai, applauso, che bello. Poi veniamo alla tua festa, se abbiamo l'onore che ci inviti, grazie veramente. Signor, buonasera, sta bene, non sta bene visto. Come ti chiami? Tu si mai la pubblicità di Ferrero Rocher Magnano? Ma sei venuto a cantare a te pigliare confidenza, dai. La conosci, ma non mica hai mangiato in due piatti suoi, Come? Hai mangiato in due piatti suoi. Quando fai mangiare il tuo piatto? Ora siamo chi? Allora tu devi sapere una cosa, perché sei ignorante, come fai a fare un neomelodico con l'ignoranza che c'è? Devi sapere che il corpo umano siamo composti dal 75% da acqua. Allora stai allagato tu. Questo qua difende le persone come te, perché a sorella e due no. Perché non dici chi è mia sorella? La sorella che è troppo pesante. Ma perché non dici chi è? La sorella che è mia moglie. Mia moglie non è una donna. E che lei? Siete lei, mia moglie non è una donna. E che lei? E non mi merito. Stanotte siamo andati in quello e mi si faccia le pezze. Poi più pesante che una volta a botte. Siamo andati in quello a me, volevo dire aiuto, ma non mi sceva la parola, faceva e non mi sceva aiuto. Faceva ma ne buona itta, mo stai venendo, ci stiamo per sto piano. Quando dovevi passare, Ci potete vedere. Allora vi mando un applauso a questi ragazzi, andate. I bodyguard, facciamo un Vi applauso. voglio fare un po' di pubblicità. 19 dicembre su Rai 1 e l'8:30 la sera usciamo noi, ce l'abbiamo fatta. Sì. In questo programma La fiction è è una fiction film, facciamo la parte dei gigolò. Voi conoscete Teresa i gigolò? No, Perciò. Maria Cicolò. Come? Maria Cicolò, a solito Sofista Lorenza. Maria Cicolò. Maria Cicolò. Che si chiama? A solito Che non si chiama Maria Cicolò? E come si chiama? Maria, come si chiama? Sorella Ciccone, si chiama. Ciccone. Cicolò. Oh, come stai questo vestito con la parola sciù? Che lei, Maria Cicolò, Noi facciamo i gigolò. I gigolò sono dei ragazzi che cercano di farsi, silenzio, cercano di farsi pagare dalle donne. Voi questa sera dovete decidere chi è il più bravo tra me e lui a convincere una donna. Tere, dalla prima anno fa. Ok, ci scambiamo i ruoli. Questa stasera, guarda come fa. Bella bionda, vieni con me. Ci metterai un libro a travanzi, lo do in mano a me. Io ti porterò, io mi pica mugnano. Ti piace? Guarda, che sono tre.
Teresa, shh. Teresa, Silenzio, Teresa. mi chiamo Ciro il Gigolò e vengo da Portofino. Vado con Masciami. A tornare dove trovo. Io sono a Bettuccio Cicolo. Quando? 2000. Ammalo qua. I 1000 euro di pensione, mamma mia, mi sono salvato. Mamma mia, un signore in una delle... Mamma mia, casa tu. Ti sposi? Mi vuoi sposare? Io sono al Bettuccio, dimmi. 1500 Ma fa. Non dovrà avere la passione, la scippa sotto la cima su. A roba pure ti faccio cavalli di ogni che figlio, sanno roba da nonna. Allora dice una volta, vai. Allora, mi chiamo Ciro il Gigolò, ribadisco, vengo da Portofino. Teresa tutta appesa. Io sono a Bettuccio Ciccolò e vengo da Capurichino. La mia eleganza la puoi vedere dalla mia R moscia. Pure la mia eleganza si vede dalla mia baboscia. A ci si chi dall'altra dammi un asciugamano, ci va a entrare, baboscia, ma la parrucca devo fuori. Levati. Facciamo la Levati. io era deve che la cadeva che voglio in capo, non mi pugneva proprio. Hai ti chiedi che schifo. Vai. Teresa, ricontinuando, stai attento. Che c'è? Prima di proseguire, stai attento. Che c'è? Tiene un negozio aperto. Io no, io faccio solo il comico. Non mi fare essere volgare, il negozio è aperto, c'hai, dai, si vede. Faccio solo quando apri il negozio. C'hai il negozio aperto, ma lo vedi? Ah, Eh. me la racconto. E sicuramente annanzi a te c'è un negozio aperto. Per essere educati, il E negozio. mo pure io ci daretti una cosa che sai, c'è una cena, ma bocca ci da porta di Cino, ma ve lo piglia. Cino, Datelo qua, guarda, creatori di 3 anni. un negozio aperto, figurimi. C'è il negozio aperto, l'hanno E che visto. non ci risponde annanzi a te? Come vuoi rispondere? Prima che aiuto negozio, mi qualcosa. Teresa, io sono sicuro che la donna è come l'aspirina. All'inizio sembra dura, ma poi diventa effervescente. Io mi prendo la candida aspirina, non l'aspirina. Come voi sapete, uomini, le donne secondo me sono come le supposte. Sarebbe. Come a volte di agire, a noi uomini ci mettono sempre anche in posto.